bisogna far presto. Noi abbiamo già chiesto una volta insediato il governo, di confrontarci sui temi, perché questo vorremmo fare. Messa da parte, ecco, contrariamente a Grillo, abbiamo visto ieri, credo, deludere chi lo aveva votato, perché alla fine ha messo totalmente in discussione anche il suo sistema, Grillo, andando a parlare con Renzi, perché se lui ascolta la rete, come dice di voler fare, e la rete gli ha detto di andare a parlare con il presidente incaricato, gliel'ha detto per andarsi a confrontare sui temi forti, magari poteva sentirsi dire dei no su ciò che lui poteva portare avanti. Invece ancora una volta è andato lì sostanzialmente a urlare, a offendere, ma a tradire quelli che lo avevano eletto e quelli che gli avevano detto vai da Renzi a discutere, fatti a difficoltà su. Allora noi al contrario, quello che vogliamo fare è confrontarci sui temi, a partire dal primo dei temi, dando per scontata la legge elettorale, che spero venga migliorata, perché questa proposta, devo dire, non vorrei che facesse rimpiangere la legge precedente, per cui deve essere necessariamente migliorata, ma una legge elettorale ci vuole. La seconda cosa, partire dal lavoro, perché credo che l'emergenza sia questa: piccole e medie imprese, famiglie, dove trovare i soldi e come ridurre il costo del lavoro. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo fatto un progetto, si chiama Sblocca Lavoro, individuiamo dove trovare 100 miliardi di euro e dall'altra parte come investire 100 miliardi di euro. I soldi ci sono, ed ecco, su questo Renzi da subito gli diciamo: c'è una fonte di ricchezza che sono le rendite finanziarie. Le rendite finanziarie nel nostro paese sono parassitarie perché non producono lavoro, legittime sicuramente, sono 3.800 miliardi di euro il patrimonio finanziario detenuto dai cittadini italiani. Bene, noi chiediamo di adeguare la tassazione ai parametri europei, non diciamo nemmeno di tassare di più. I parametri europei sono questi: la media europea della tassazione delle rendite finanziarie è del 25-26%, in Italia 20%. Ora è incredibile pensare che le rendite finanziarie in Germania vengano tassate al 26% e in Italia, e mi pare che abbiamo un po' più bisogno della Germania, le tassiamo al 20%. Con questi proventi immediatamente possiamo intervenire sulle piccole e medie imprese, possiamo ridurre quel famoso cuneo fiscale, no? Il costo l'incidenza dello Stato sul lavoro, non lo stipendio del lavoratore, ma il costo dello Stato, delle tasse sul mondo dell'impresa, e rimettiamo in moto l'economia. E quindi questo è un tema. Di contro evitiamo di tassare la casa, cioè con queste somme evitiamo di tassare la casa, perché la casa, al contrario della rendita finanziaria, che di fatto poi è parassitaria, perché con un click gestisci la tua finanza, una casa produce lavoro, perché intanto la devi costruire e poi la devi manutenzionare nel corso del tempo. Quindi significa dare la possibilità di lavorare a un indotto, alla gente, a chi costruisce. Ora, o si fanno queste scelte o la macchina in moto non si mette. Quindi su queste cose noi vogliamo confrontarci con Renzi, convinti che comunque una decisione andava presa, e al di là del metodo, il merito è quello che c'è una casa che brucia, c'è qualcuno che deve fare in modo che l'incendio si fermi.